Coach Mattia Ferrari, rispetto a gara 3 si è vista sicuramente la differenza in questa gara 4. Lei in gara 3 aveva detto alla fine era molto arrabbiato, adesso invece si è vista una forte differenza. Beh, ero innanzitutto deluso come tutti, poi contrariato perché avevamo avuto un approccio morbido. Noi se giochiamo contro questa Montecatini in maniera normale, in maniera morbida, loro sono molto forti e vincono loro. Ho detto alla squadra: pensate che cosa è successo tra gara 1 e gara 2, cosa aveva fatto la differenza, dobbiamo rifarlo, e oggi è stato rifatto e questo mi fa veramente piacere, perché abbiamo comunque giocato una partita maiuscola davanti al nostro pubblico in un momento, in una posizione enfatica della stagione, per cui ripeto, bisogna solo dire bravi ai giocatori, brava alla squadra, perché ha portato un'altra prestazione maiuscola proprio in un momento in cui eravamo chiaramente spalle al muro. È stata una partita molto fisica, come del resto ci si aspettava che fosse. Sì, assolutamente. I playoff sono per propria natura fisici, sono per propria natura duri, sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista tecnico, tattico, e devi essere pronto a reggere questo tipo di situazione sotto tutti i profili, sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto fisico, come squadra, come individuo, per cui credo che oggi l'abbiamo fatto in maniera più che soddisfacente. Ecco, a proposito di atteggiamento, si va a gara 5 appunto, quale sarà secondo lei la chiave dal punto di vista non solo tecnico ma anche dal punto di vista mentale per andare avanti? Durezza e personalità, queste due cose, durezza e personalità. Presidente Guglielmo Feliziani, tanta sofferenza in questa serie, però alla fine si va alla bella. Sì, diciamo che posso dire, fisicamente provato, perché ho urlato tutta la partita, ahimè sono un presidente tifoso e i ragazzi lo sanno. Bello, bellissimo, secondo me è il risultato giusto, cioè sono due squadre molto forti che si stanno fronteggiando con tattiche diverse, con partite una diversa dall'altra, e secondo me era il giusto risultato quello di arrivare a gara 5 e adesso giocarsela lì. Ahimè sarà a casa loro, perché giustamente la classifica dice questo, avrei preferito ovviamente farla qui a Taliercio, però diciamo andiamo a giocarci tutte le nostre chance, non avremo sicuramente paura, andremo là col giusto rispetto ma con tutta la grinta del mondo, perché tanto quanto loro la vogliamo anche noi, e quindi lotteremo fino all'ultimo secondo e poi il campo darà il risultato, però per ora mi godo questa soddisfazione per questa sera. Ecco. Coach Mattia Ferrari ha detto che i ragazzi hanno fatto una prestazione maiuscola, lei è d'accordo? Assolutamente sì, rispetto per esempio all'altro ieri, scusate, dove hanno fatto una partita buona ma non hanno dato quel qualcosa in più, quell'energia in più che serviva proprio per superare l'ostacolo. Stasera hanno messo tutta l'energia, si vedeva proprio, c'era una carica energetica addosso, forse anche, anzi sicuramente trasmessa molto dalla curva, dal pubblico, dallo speaker che ha aiutato a caricare tutto il pubblico all'inizio della partita per dare entusiasmo, quindi è chiaro che spenti dal pubblico hanno anche trovato un'energia in più, però avevano proprio addosso, anche negli occhi si leggeva una voglia di vincere, di lottare su ogni pallone, che è quella che serve ai playoff. Si vince solo così, non ci sono altri modi. Ecco. Come ha detto lei, sicuramente il fattore campo in gara 5 non sarà dalla vostra parte, però il fatto che abbiate avuto una reazione molto forte può far ben sperare, questo senza nulla togliere la forza di Montecatini logicamente. Allora, Montecatini è una signora squadra, non lo scopriamo noi, lo dicono i risultati, è una squadra di altissimo livello, ha vinto la Coppa Italia, è una squadra che è sicuramente costruita per i piani alti. Anche noi riteniamo di essere un'ottima squadra e diciamo abbiamo tutte le carte in regola entrambe le squadre per fare una bellissima partita. Credo che sarà una grandissima battaglia e mi auguro che qualsiasi tifoso che abbia tempo e voglia di venire giù a Montecatini si divertirebbe molto. Ecco. Poi incrociamo le dita, speriamo di riuscire a fare il risultato di a casa loro, ci siamo già riusciti, quindi non è impossibile. Ecco.